Mandi, Osinchi per presentaus la 15ª edizione dal Far East Film Festival di Udin. Thomas Bertacche, donghie di Sabrina Baracetti, è il coordinatore del festival. Sicuramente i film che abbiamo presentato alla 15ª edizione del Far East Film Festival sono stati buoni di raccontare ciò che succede come noi al di là degli Urali. E che stanno poi dagli anni passati e sono stati buoni anche di descrivere le differenze che ci sono fra Hong Kong per esempio, il Giappone, la Corea del Sud e ciò che succede in Cina. Se si arriva in qualche maniera, insomma anche per fortuna, a vedere dei film che sono stati un spirito di ciò che succede tra quei paesi lì, mettendo in evidenza anche a livello cinematografico ciò che succede. Sicuramente quel che succederà tra i prossimi anni, 5-6, sarà un potenziamento sempre più forte dal cinema cinese, perché il cinema che ha la più grande espansione. In Cina avviene un'espansione che triplica, quadruplica il pubblico ogni anno e quindi cominciano ad avere budget per fare film veramente importanti. E loro cominciano anche a dare un volo al mercato internazionale. Fin come praticamente l'unico paese che ha un importante ritorno dal mercato internazionale è l'America, ovviamente, e Hollywood. Le Cine anche qualche le ha qualche costrizione, un masso forte derivata dalle censure, appena arriveranno a superare che non piccolo problema, insomma, potranno competere anche con Hollywood. Gli altri paesi hanno un mercato locale che è massi piccolo per poter diventare veramente competitivi con l'America. C'è un Furlan, un udinese al Venchi, o sino a Quarzi, insomma, che esistono in realtà completamente diverse, tan lontane, a livello sia geografico sia di mentalità, perché noi in 15 anni, io mi sono accorto, poi mi sono accorto di quanto grandi sono anche le differenze e le distanze che sono tra noi e i cinesi, i coreani o gli hongkongesi, che è importante, perché insomma in un mondo che la di di risolvere che sono i più grandi problemi, le crisi, le povertà, gli guerre, no? Conoscere e riconoscere le differenze per essere molto importante. Secondo me c'è un enorme riscontro tra i furlans, tra gli udinesi, tra le persone che seguiscono il festival in maniera magari non così approfondite come un addetto ai lavori, come un giornalista, come uno studente, ma già come avere una bozza, ogni cavio di uno dei film, io di lei creatore, sentire che chiacchiare per inglese, no per italiano, insomma, è una roba che è una specie di UFO che l'ha atterrata sul teatro new per un dis. I think that Udine itself has become quite synonymous with Asian cinema. In Asia, it's known as a place that's very welcoming. That, as I said earlier, gives an opportunity for young filmmakers to come here and meet with distributors and an audience for their films. And increasingly people through the festival are finding out more about the region. Certainly about the football club. Udinese has become very popular in Hong Kong due to this festival, and increasingly the people that come here are asking more and more about what other things the region has to offer. So tourism-wise, I think this is a way the festival should develop more as a sort of doorstop to the rest of the region. Le piazze erano piene, o si va un salto al giardino del Torso, lì era pieno anche al provare a fare ikebana, origami, e per farci non si contesta perché era in, ma anche un te manco contento perché è un'occasione che butto in via, nel senso che è un mood per conoscere un mondo diverso, un mood per conoscere come che il mondo diverso sta arrivando in qualche maniera, no? Perché se si dice origami e sanze che lei, o savinze che lei, no? Se dice ikebana cominciano a sapere che lei, insomma, no? E poter avere un richiamo enorme, popolare, che magari non è
interessata al cinema o è parzialmente interessata al cinema, ma poi interessata a sconoscere un mondo. Purtroppo per fare questo non è una questione di base, è una questione di int. Vi non voglio farlo, non vi voglio farlo, i commercianti, il comune, le province, le regioni, cioè non è nome di base, farlo insieme, perché no, o fare in Cina, se mi fa ben quel, o fare in qualche evento, ma per fare al di più, un passato poi su che non serve tanto, ma ti porta magari 50.000 persone in poi a Udine e lì bisogna di più persone. Dentro il teatro Giovanni da Udine e è anche la base radio di Onde Furlane. Questa è la postazione di Onde Furlane in tal Faris Festival. Ci fa Seisoca? Beh, si incapa per trasmettere in diretta, per portare le voci, i rumori e anche le persone che sono dentro questo festival, i vari registi, i vari tutte una schiera anche di attori, sperini, insomma, le star asiatiche e soprattutto commentatori, perché voi di conoscere di donne questo grande fenomeno che sta saltando fuori. Chist alle dut. Mandi al prossimo anno.